Il Movimento 5 Stelle di Bassano del Grappa denuncia il commissario alla superstrada pedemontana veneta Silvano Vernizzi, reo, secondo i grillini, di non aver comunicato gli atti richiesti relativi alla convenzione vigente tra commissario e SIS sul progetto. Una richiesta che, spiegano gli esponenti del movimento, come si evince dalle immagini e dalle interviste realizzate a Mestre da Marco Milioni, era stata suffragata da 1 migliaio di firme raccolte nell'ottobre scorso, volte a chiedere anche i dettagli del piano economico-finanziario. Dopo 8 mesi, durante i quali una risposta non è mai arrivata, i seguaci di Beppe Grillo hanno deciso quindi di presentare un esposto al commissariato di polizia di Mestre. Questa cosa è un po' l'emblema di come non si devono fare le opere pubbliche nel Veneto. Quindi, siccome il Movimento 5 Stelle difende il territorio e difende un territorio diverso e uno sviluppo diverso rispetto a quello che si fa attualmente, noi chiederemo conto alla classe politica veneta, che è stata in silenzio da destra a sinistra, tutta in maniera molto uniforme, di quello che stanno facendo. Dal canto suo il commissario Vernizzi replica come sia già stata emessa una sentenza del TAR del Lazio, la quale dichiara tali dati come riservati in quanto legati ad una privativa industriale. I grillini si dicono furenti anche per il comportamento della regione nei confronti del fronte critico all'attuale tracciato della pedemontana, un atteggiamento arrogante e sprezzante verso lo Stato di diritto. Gli stessi esponenti del movimento lamentano inoltre come le proprie proposte riguardo all'opera non siano state prese in considerazione. C'è una proposta alternativa che costerebbe circa 1/3 dei 2 miliardi e 300 milioni previsti, consumerebbe molto meno territorio in quanto andrebbe a potenziare strade attualmente già esistenti, avrebbe un impatto ambientale molto più basso e soprattutto si affiancherebbe alla linea ferroviaria.